Il film lo presentiamo in anteprima nazionale, lo facciamo insieme a un altro festival. I festival spesso litigano fra di loro, hanno competizione, questa è una bella occasione, un'occasione felice. Presentiamo il film insieme a Biografilm, un festival che arriva poco dopo di noi. Condividiamo l'anteprima, per cui il film si vedrà anche per la sua importanza, proprio perché riguarda i diritti civili degli ucraini a entrambi i festival, e questo ci sembra anche un bel gesto, diciamo, culturale semplice di costruzione così di un percorso con i film riguardo i diritti civili. Walter, thank you for being here with us. Thank you. Thank you for coming. Grazie di essere venuti. Allora, sono tutti in attesa di vedere il film, abbiamo avuto una serata molto intensa, come sai hai potuto sentire. Nel 2017 si aprono gli archivi del KGB in Ucraina e questo apre un nuovo scenario. Com'è andata, come ti sei imbattuto nelle storie che stiamo per vedere? First of all, thank you very much for coming to see the film. I started this film just because I read it on the internet. I was in Ukraine before. I had friends there, and they told me once in a while, why don't you make a film in Ukraine? But I didn't feel entitled. I didn't see a story. And suddenly I stumbled upon this news because Ukraine decided to open up these files. And I thought that would be a wonderful opportunity to look into these stories and to see what this oppression, this state control by KGB has meant for lives of people living in the Soviet Union. Beh, innanzitutto grazie per essere qui questa sera e per essere venuti a vedere il film. Beh, diciamo che ho iniziato questo film semplicemente leggendo delle notizie su internet. Ero già stato in Ucraina prima, avevo amici in Ucraina che molto spesso mi avevano detto ma perché non fai un film, perché non racconti qualcosa sull'Ucraina? Però diciamo che non mi sentivo ancora all'altezza. E poi ho letto appunto di questa notizia che era stato deciso in Ucraina di aprire i file del KGB e mi è sembrata un'opportunità straordinaria proprio per raccontare la storia e raccontare l'oppressione del KGB russo in Ucraina in quegli anni. Hai scelto 3 storie in particolare e ovviamente abbiamo idea che gli archivi del KGB, come vedrete peraltro, fossero pieni di dossier su molte persone differenti. Come mai hai scelto queste storie? Perché sono particolarmente significative anche per noi oggi? First of all, you're not allowed to look into the archives if you don't are not relatives of people in the files. So I had to explain I wanted to make a film, and then we discussed this, and they said, well, of course, we think it's also really important that we have a film on this subject. So I was allowed. I had the privilege to search for some files with my researcher while I was not a relative. But I also wanted to tell different stories. So it wasn't just stories about Ukrainians, but also about Westerners, because I thought I wanted to tell more angles to this story. Because if I would only tell stories about Ukrainians, I don't feel entitled to. I'm a European. I'm from Holland. I don't feel entitled to just only tell the story of Ukrainians within the KGB. So I found 3 stories from Ukrainians, from a Westerner, a French woman, and from 2 Dutch spies. And that for me were 3 different angles on the same matter, which I thought could be represented. Could represent the stories. But I also want to add one more thing. I wanted to talk only with people who speak from first hand, because a lot of those files are also about the horrible times from Stalin. But of course, they don't live anymore. Those people were living in the 30s, and I didn't want to talk about files where the people from those files died. Beh, innanzitutto dovete sapere che in realtà non si può accedere agli archivi se non si ha almeno un parente di cui una storia appunto viene raccontata negli archivi. E di conseguenza
ho cominciato a fare delle ricerche, sono stato anche accompagnato da un esperto, appunto mi è stato dato accesso agli archivi perché sono andato lì di persona e ho spiegato quale era il mio progetto, che avrei voluto fare un film, e mi è stata concessa la possibilità proprio perché è stata riconosciuta anche l'importanza di raccontare queste storie attraverso un film. E ho voluto presentare storie diverse, storie che non riguardassero solamente gli ucraini ma anche occidentali, proprio per cercare di presentare le cose sotto punti di vista diversi, da angolazioni diverse, anche perché io sono olandese, sono europeo, e quindi non mi sentivo in diritto di parlare solamente di storie di ucraini. Quindi ho scelto appunto 3 storie diverse, come vedrete, una su un ucraino, l'altra su un occidentale e l'altra su 2 spie olandesi, quindi anch'essi occidentali. Quindi 3 angolazioni diverse che rientrano in queste storie. E, inoltre c'è anche un'altra motivazione. Avrei potuto accedere anche a file più vecchi. Ci sono molti file dell'epoca di Stalin, però in realtà non volevo raccontare storie di persone ormai decedute, perché comunque erano file inerenti agli anni 30 del secolo scorso. Di conseguenza ormai le persone sono tutte decedute, e quindi nel film volevo anche far vedere le storie di persone che potessero parlare in prima persona di quanto era successo loro. Ecco perché le ho scelte. Bene, ti chiedo un'ultima cosa proprio prima di lanciare il film, è una cosa breve. La vita del tuo film è appena iniziata, anche per il nostro paese. Che cosa speri che rappresenti questo film? Perché è un film che in fondo, come ci hai raccontato adesso, si occupa di diritti civili di tutti, che riguardano anche noi, anche le nostre storie, di nostri occidentali. Well, my hope for the film is that people realize what state control do to people. Because what I found out is that it is like a poison into people. If you can't trust your friends, your neighbors, your family, it really poisons people. And I think the post-Soviet man suffers from this, that total distrust in people, and that is what state control does. And that is a lesson for me, and I hope somehow we realize this, that how a generation can be poisoned by this distrust, because we are free. If I talk to you now, I don't feel someone will correct me or will punish me for what I say. But imagine generation upon generation, this is the reality for the people who were living in the Soviet Union. And now, of course, Ukrainian is fighting this ghost from the past, because the Soviets or the Russians are on the border. And this country, Russia, is a state-controlled terrorist country almost, which has the same methods as they had in the Soviet Union, and even worse maybe than in the 70s and 80s. So that is my lesson. Beware and fight this. Quello che spero per il film è che le persone si rendano conto di che cosa il controllo di Stato può fare alle persone, perché può letteralmente avvelenare la vita delle persone. Il controllo di Stato è una sorta di veleno, perché quando non ti puoi fidare dei tuoi amici, della tua famiglia, dei tuoi vicini, allora c'è qualcosa che non va. E questo genera sfiducia nelle persone. Questa è stata una lezione per me, e spero che lo sia anche per il pubblico che vedrà il mio film. Quindi che le persone possano rendersi conto di che cosa, del male che può generare il controllo di Stato, perché vedete, noi siamo liberi. Io non ho nessun problema in questo momento a stare qui a raccontarvi del film e di che cosa ha voluto fare, ma questa libertà non è una cosa che era permessa nel periodo dell'Unione Sovietica, e quindi dobbiamo lottare contro questo. L'Ucraina in questo momento si trova a lottare contro il fantasma del passato, contro il fantasma di una Russia che in questo momento continua a essere ai suoi confini e anche a invadere il paese.
con un controllo di Stato che è addirittura peggio di quello che esisteva negli anni 60 e 70 del secolo scorso. Quindi quello che spero con questo film è quello di smuovere le coscienze. Bene, 2 anni fa abbiamo dato il premio al coraggio delle immagini ad Alina Gorlova e abbiamo fatto la retrospettiva integrale dei suoi film, abbiamo dato un premio che l'ha aiutata a filmare durante la guerra. L'anno scorso abbiamo ospitato l'anteprima nazionale di When Spring Came to Bucha, una proiezione veramente commovente di Mila Teshaeva. Quest'anno questa serata, Pordenone Docs Fest stands for Ukraine. Grazie Walter Stockman, thank you for being here with us. Buona visione a tutti e un gesto di pace e speriamo che arrivi presto per l'Ucraina, siamo con voi. Bene. Buona visione, grazie. Thank you Walter, thank you, bye bye.